Alunni in DAD e così i loro genitori chiedono il congedo parentale, una richiesta che stava per mettere in seria difficoltà il centro per anziani Villa Aldina a Rossano Veneto, dove circa il 30% degli operatori ha avanzato richiesta di poter restare a casa con i propri figli. Ecco che il presidente della casa di riposo, Giuseppe Siviero, trova una soluzione che accontenta tutti: adibire una parte della struttura ad aula studio per i bambini dai 2 ai 13 anni in DAD, separata dalla zona dove alloggiano gli ospiti e sotto la supervisione di un animatore di Villa Aldina. I bambini, dunque, non entrano in contatto con gli anziani e godranno di uno spazio in totale sicurezza. Anzi, facciamo qualcosa di più ogni mattina per far sì che i bambini, magari uno sia positivo e l'altro negativo o viceversa, li tamponiamo ogni mattina. Ieri ho parlato con il sindaco Morena Martini ed è orgogliosa di questa iniziativa e la approva in toto. Anche dal punto di vista normativo, questa soluzione innovativa ha messo tutti d'accordo. Abbiamo varie normative che a volte costano fra di loro, da una parte i congedi parentali legittimi, dall'altra perché la normativa li concede, dall'altra parte invece la continuità assistenziale e l'obbligo di fare servizio pubblico. E quindi questa ci sembrava la soluzione più semplice, di buon senso, che mettesse insieme tutti. Contente e sollevate anche le mamme che lavorano a Villa Aldina. Mi sono trovata in difficoltà con l'organizzazione familiare perché ovviamente ho dovuto coniugare il fatto di avere il bambino a casa e di dover venire a lavorare, e quindi ho accolto sicuramente positivamente la proposta. Mi sono sentita intanto protetta e capita, perché comunque noi genitori ci troviamo in una situazione difficile in cui dobbiamo venire a lavorare per fornire assistenza, in quanto è un servizio primario. E dall'altra parte ci troviamo anche a dover accudire i nostri bimbi. La trovo un'iniziativa molto interessante.